amici Pelini, è il momento di abbassare la voce perché è notte e perché dobbiamo fare la nostra analisi con le pagelle difficilissime, vedo pagelle molto diverse, quindi ci dobbiamo mettere d'accordo. L'analisi poi si porta dietro un paio di riflessioni. Cominciamo. Ma prima di cominciare, benvenuto Samuele Polis, o Police, potrebbe essere il Police. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, magari sono Valerio Fluido, mi piace parlare del Napoli, mi piace parlare di calcio e vorrei parlare solo di calcio, però prima di cominciare devo subito esprimere la mia solidarietà a Moise Kean, perché onestamente, chi non sa, non tutti sanno tutto, devo ricordarmi che non tutti sanno tutto, ha ricevuto la qualunque sui suoi social in privato, quindi nemmeno quello che si vuole atteggiare con l'amico e guarda che cosa gli scrivo, è in privato, ancora più carogni, ancora più codardi, perché quello che gli hanno scritto è irripetibile, quindi non lo posto, ma di una matrice acerbista, ma di livello incommensurabile. E secondo me ha fatto bene a postare i DM proprio con i nomi. Può essere che qualche amico lo perdono questi qua, perché è giusto anche isolarli. Se non si prendono provvedimenti, almeno che gli amici sappiano con chi hanno a che fare. Questo fa il paio anche con un po' di insulti che ha ricevuto Mazzocchi, non ovviamente di quella natura, ma sulla persona, sul calciatore, e non ne usciamo. Purtroppo il calcio è così, è uno sport troppo popolare, quindi arriva troppa gente. Spostiamoci, e questa è un po' l'immagine che forse finisce in copertina, non lo so, la copertina la faccio sempre alla fine e mi piace quando faccio un'analisi fare una copertina di campo, però è una partita dove tu puoi analizzare quell'errore collettivo, ma alla fine sono venuti meno proprio nelle gambe temo nella testa, ma soprattutto nelle gambe, che abbiamo perso troppi duelli anche, e ho visto un po' di mormorii interni, ho visto un po' di accusazio a vicenda, e qua dovevi fare tu, lo vedremo negli screenshot, mentre lui è l'unico che fino alla fine è rimasto sul pezzo, onestamente. Partiamo dal presupposto che l'Udinese parte forte. Stavolta partono forte, più forte di noi, e con pressing aggressivo ci mettono in difficoltà subito. Qua Meret, nel dare la palla a Juan Jesus per non rischiare di far arrivare poi, potrebbe essere Toven, insomma, in intercetto, la palla la metterà direttamente in fallo, in calcio d'angolo, e già da questo calcio d'angolo molto male proprio, che è arrivato, neanche ha salutato, neanche si è tolto la giacca, neanche si è tolto il cappotto, neanche ha preso un caffè, neanche è andato a pranzo, perché si crea subito questo 2 contro 1, Neres lasciato da solo. Se battono in due il calcio d'angolo, uno deve stare là pronto, perché questi se la scambiano e tu 2 contro 1, quello va o al cross o al tiro liberamente. Qua non lo so se è Lobotka che devi accorciare, perché dopo vedremo un'altra occasione dove si trova a metà, però questa azione porterà alla prima parata di Meret, una parata bella, plastica, forse non troppo difficile, un po' centrale, come sarà centrale, proprio su due parate molto simili. Di Sava, la parata di Sava su questo tiro di Politano. Gli verrà una cosa così. Io però qua cosa vi sembra? Come vi sembra che qua, insomma, diciamo, io dico sempre Messi magari ha l'intuizione di fare questa cosa qua, ma non gliela chiediamo nemmeno. Però questo passaggio raso terra in profondità per Lukaku che te l'ha dettato, questo è nelle corde di Politano, e secondo me è stato un po' goloso qua Politano. Questa parata di Meret invece non è banale, perché gli stava uscendo a Kellenkamp, gli stava uscendo anche il gol alla Careca, cioè quasi dalla linea del fondo. Lui ci mette proprio, cerca il cross, non lo so se lo fa di proposito, ragazzo, non riesco a capire se è un fenomeno assoluto che ha una tecnica di calcio senza precedenti, cerca di mettere il cross e gli viene un esternino di punta, proprio il gol alla Careca dalla linea di fondo, che poi prende quel giro, e qua deve stare attento Meret, perché invece del cross era uscito un tiro che stava entrando sul primo palo.
Vedete che si ripropone questo imbarazzo, e cioè Neres è qui e deve stare qui, ma Lobotka che deve fare quando ne sono due? Loro qua chiamano uno schema e la palla andrà direttamente al centro. Nel frattempo vediamo che Meret dice a Lobotka di venire, di tornare e di non partire, che qua Lobotka non sa se deve andare a dare una mano a Neres o venire sul primo palo. E qua cominciano una serie di colpi di testa di Biol che insomma andava marcato un po' meglio. E in questo caso mi riferisco a Lukaku, perché era l'uomo più vicino a Biol, che alla fine salta quasi da solo. Vedete, si crea l'accoppiamento. Luka è il più pericoloso, però anche Biol, devi stare molto attento. E se lo va a prendere McTominay, Luka, però qua salta indisturbato Biol e Lukaku resta impiantato a terra. E non accade una volta sola, purtroppo. Neres, capitolo Neres, lo sapevo che poi servivano 2 o 3 partite e si cominciava a dire di Neres le stesse cose che si vogliono dire o si volevano dire per Kvara. Magari se non è brillante, un momento di brillantezza l'ha avuto, in questo caso in uno spunto gli è riuscito e mette in porta Politano, questo filtrantino è dolcissimo, tra l'altro di destro, e Politano fa questo movimento e poi stringerà un tiro e Lukaku fa quella cosa solita, dici ma me la potevi dare a me, che sta diventando, sta finalmente diventando la Lukaku signature, la faccia è indicativa, con Politano che gli dice ma non ti ho visto, non ti vedo, non ti ho visto proprio, la faccia di Lukaku è quanto dire. Però Lukaku, non esiste solo l'attacco, devi anche saltare quando ci sono i calci d'angolo per gli avversari, perché ancora una volta qua Biol salta da solo ed è nella zona tua. Ti prego, la forza di Cavani era anche quella, la forza di Osimhen era anche quella, ti prego, accettiamo che tiri poche volte in porta, che magari puoi giocare solo di spawn, ma ti prego, aumentare il livello. Però come noi dobbiamo stare più attenti sui calci d'angolo, anche gli avversari devono stare attenti sui calci d'angolo, perché noi non ci facciamo sentire. Tanto lo sanno tutti, però teniamo questa roba che stiamo cominciando a vedere con più continuità. Il cross non è teso, il cross arriva bello spiovente, alto, largo, e serve per far prendere il terzo tempo a McTominay, che viene lasciato colpevolmente solo, mentre si creano gli accoppiamenti e i blocchi del basket o del football americano per fare in modo che nessuno possa indietreggiare a contrastare McTominay. Quindi dobbiamo stare più attenti in difesa, però in attacco, nei calci d'angolo nostri, l'abbiamo individuata un modo per essere pericoloso. Poi c'è da dire che addirittura ho letto qualcuno, c'è fuori gioco, non scherziamo, però capisco da dove viene questa fantasia, perché poco prima del colpo di testa di McTominay, Sava va a sbattere, e vi assicuro vi dovete solo fidare di me, va a sbattere contro la spalla di Lukaku, lo vedete qua, che va verso insomma il pallone, un'uscita così, gli sbatte proprio con la faccia sulla spalla. Lukaku sta fermo come stava fermo in difesa, vi assicuro che stava fermo anche qua, sbatte così, e infatti dopo non so se c'è stato un controllo col VAR, insomma Sava timidamente ha cercato di dire quella sgomitato, ma ha fatto male, gli sei andato tu addosso e hai avuto la peggio onestamente. E qua il fattaccio lo dobbiamo raccontare bene. Rachmani riesce a contrastare questo cross e quindi la palla deviata da Rachmani può essere raccolta da Meret senza problemi. Ora il problema è il problema principale è che Meret la chiama, dice proprio calma, infatti si vede proprio calma, ce l'ho. Anche Di Lorenzo, calma, tutti quanti, calma. Juan Jesus non mantiene la calma, Juan Jesus va di fretta, o non si fida di Meret assolutamente, oppure l'altra possibilità è che lui volesse accelerare i tempi e far ripartire l'azione, perché uno dell'Udinese è fuori dai giochi, altri 2 stanno qua, non abbastanza vicino a Mazzocchi secondo Juan Jesus, e quindi l'idea è io gliela do subito a Mazzocchi magari la gira che sta Neres vicino e noi ripartiamo velocemente senza far riprendere il pallone, così magari sfruttiamo e facciamo una ripartenza. Secondo me come concetto non è neanche sbagliato, partiamo dal presupposto che se te la chiama il portiere devi scomparire, devi saltare a pied pari. Però il concetto io lo posso anche capire, quello di voler passare a Mazzocchi, però gliela devi passare bene, perché Mazzocchi sta sulla sinistra con il piede non suo, e purtroppo il passaggio di Juan Jesus
non è un passaggio rasoterra facile da controllare. Mazzocchi non è Ronaldinho nel controllo di palla, senza scomodare Ronaldinho, non è nemmeno Insigne, che era un grande a controllare la palla, per parlare di quelli della terra nostra. Insomma, la palla gli sfugge e sta per andare in fallo laterale. Il fato vuole però che Mazzocchi è molto volenteroso e magari non tocca benissimo il pallone, ma come reattività muscolare e velocità di arrivarci sul pallone ci arriva velocemente. Se fosse stato un po' più lento, magari la palla sarebbe uscita. E staremmo parlando di tutt'altro. Anche se quando la palla esce, e anche di tanto, non è detto che te la chiamano fuori, non è assolutamente detto. Guarda un po' quanti punti spostano. Poi non lo possiamo sapere perché non si può mai sapere. Magari l'Inter non la sblocca subito, ne fa 3 nel secondo tempo. Magari il rigore per la Fiorentina non arriva, oppure la Fiorentina si difende e poi ne fa 1 e vince, oppure il Napoli se non subisce quello poi ne fa un altri 3, oppure l'Udinese si sfoga e ne fa 4. Purtroppo non lo puoi sapere. L'unico episodio che tu puoi raccontare che cambia le sorti è un episodio al 95esimo, quello cambia le sorti. Però qua per un pallone che esce, uno che non esce, l'Inter a 3 punti e ce li mangia sopra, noi ne perdiamo 2 e così e ci sono parecchie riflessioni mentre vedo un Di Lorenzo che si lamenta in generale. Guardate Rachmani com'è furioso, ma con chi ce l'ha? Perché Juan Jesus sta qua, McTominay, Juan Jesus, Lobotka non credo, Mazzocchi sta qua, Rachmani se la prende con Neres, dobbiamo capire bene, sta urlando a Neres, forse perché Neres in questo momento è quasi in marcatura su Ekkelenkamp, mentre la palla è ancora in camp, perché se voi tirate le proiezioni, come scientifica questa cosa, purtroppo c'è una fettina che sembra che sia ancora in campo. Ma a noi interessa Neres, che nel momento in cui Mazzocchi parte col rilancio si gira e quasi tende ad andar via invece di accorciare verso il pallone, perché qua sta arrivando Karlstrom che la cederà a Ekkelenkamp. Quindi in questo caso probabilmente Rachmani avrebbe voluto un Neres più sul pezzo in fase difensiva ad andare ad accorciare. Io pensavo a McTominay, però viene preso proprio in controtempo, era molto più difficile per lui. E mentre dalle prime inquadrature Meret sembra posizionato al centro della porta, da questa inquadratura qua si vede che non era proprio al centro della porta. È anche difficile immaginare che sta partendo un tiro che prende quella traiettoria, perché da lì la logica vuole che parta un cross. Tra l'altro mentre i giocatori dell'Udinese stavano ancora reclamando il fallo laterale, e invece parte il tiro della vita, che si abbassa e si insacca in una maniera stranissima. Qua Meret non sta forse posizionato benissimo e sulla gamba non esplode un salto potente come abbiamo visto altre volte. Mentre mi è piaciuto su questa uscita bassa, dove l'Udinese nel finalissimo del primo tempo avrebbe potuto ammazzarci definitivamente. Invece qua bravo Meret in questa uscita bassa, perché anticipa Lucca e risolviamo. Imbarazzo Anghissà, il secondo tempo non ci porta tante azioni da gol né da una parte né dall'altra, ma ci mostra un Anghissà in grandissima difficoltà, e qua addirittura sembra ballare il twist again, ma in realtà è una palla che gli sbatte sulle gambe e lui non riesce a reagire, col pericolo poi della presenza di un giocatore torinese che avrebbe potuto andare in tap-in. Qua esce bene Meret, ma questo è solo l'esempio della partita imbarazzante purtroppo di Anghissà, che voi ve la volete pigliare con Mazzocchi, ve la volete pigliare con Juan Jesus, ne avete tutto il diritto, ma per me Anghissà prende un voto più basso. 3 le occasioni di nota, degne di nota nel secondo tempo. Questo tiro di McTominay, non così, forse più così, però poi finisce alto, quindi diciamo una cosa del genere. Bello, improvviso, dove però arrivano un po' di lamentele, perché Politano la voleva la palla in profondità, vedi? Non vi dico bugie. Politano che si lamenta, allargala qua, allargala di là, Neres si dispera, e lo stesso Lukaku dice ma sto andando in profondità. Quindi c'è stato un po' di la risolvo io, e gli altri che invece si lamentano, dice ma perché, che fai?
Insomma, non vorrei dire, ma il Napoli ha giocato meno di squadra del solito. Qualcuno me lo stava chiedendo. Oriali è sempre bellissimo, non c'è dubbio. E qua lui si chiede, ma chi è chi? Ma chi veramente è chissà questo? Perché non mi sembra lui. Guardate com'è contento Conte di ricevere il premio allenatore del mese. Ne fotte assai lui di questi riconoscimenti inutili e effimeri, perché temporanei, nel breve periodo non gli interessa. E lo stesso Anghissà non mi sembrava di ottimo umore. E qua riceve il riconoscimento con accanto per me somiglia a Maurizio Casagrande. Poi voi ditemi quello che volete, mia moglie mi sfotte sempre che io vedo somiglianze che non esistono. A me qua mi ricorda, non solo qua, spesso mi ricorda il piglio, il ghigno di Maurizio Casagrande. Magari mi sbaglio io, è diverso, forse la stempiatura che sta, non lo so, le cose che non si vedono negli highlights. Mazzocchi che fa il terzino di Conte anche senza averne caratteristiche tecniche e attitudine a farlo, però lo fa, cioè porta a casa il compito chiesto dall'allenatore, in questo caso da terzino che viene dentro, riceve palla da Lobotka, la controlla Maluccio, però subisce fallo, il fallo che porterà a quel calcio di punizione ciabattato da Lukaku, che porterà al primo calcio d'angolo dove facciamo le prove per il colpo di testa di Mac. E qua è la sequenza della giornata storta, inguardabile di Anghissà. Qua lui sta in pressico su Solet, che ha fatto un partitone. Credo sia giocatore Red Bull, se non ho capito male. L'ho visto anche abbracciarsi con Okafor, forse hanno dei trascorsi, forse si conosceva. Comunque, gran bel giocatore. Anghissà è in pressing su di lui. Si divincola dal pressing di Anghissà con una mezza spallata, se lo lascia alle spalle. Ma qua Anghissà deve continuare la corsa. E lo fa, ma in maniera molto blanda. Frame dopo frame perde sempre più terreno. Vedete? Si sta allungando sempre di più la distanza. Sempre di più. Non lo becca. Si allontana, sta sparendo dal video. Ha superato la metà campo. Tant'è vero che questa azione finisce con un pallone deviato in calcio d'angolo da Di Lorenzo, che poi è il calcio d'angolo che Anghissà ribatte verso Mere, cioè quel rimpallone che stava portando al gol dell'Udinese. E qua Di Lorenzo, difficile da capire il labiale, ma mi sembra di rimproverare il compagno, come a dire, o gli fai fallo o lo recuperi, o comunque qualcosa, non gli puoi far fare tutto il campo a creare superiorità numerica, non è possibile. Insomma, un po' di lamentele reciproche, ognuno si è lamentato di qualche compagno. Questa è una realtà che purtroppo dobbiamo portare a casa, perché abbiamo fatto sì più possesso palla, abbiamo fatto più tentativi, anche un XG maggiore, ma se l'Udinese vince 39 duelli e tu ne vinci 27, perché oltre a non farcela, perché loro sono forti fisicamente, ma oltre a non farcela fisicamente, non hai dato quel 150%. Mentre io dico questo, ricordo a tutti che sono degli esseri umani e che non è facile dare il 150% sempre. La maglia sudata te la fai fritta se poi non porti a casa il risultato e la prestazione. La prestazione per me resta deludente. Questo mi porta a dire che, sempre tenendo presente che McTominay migliore in campo, anche perché si conferma ancora una volta con 12 km e mezzo quello che corre di più, però i suoi stessi chilometri li corre Karlstrop, quindi Karlstrom, no Karlstrop, perché poi non è nemmeno Carlson. Insomma, quando Conte dice ci sta il pareggio con l'Udinese, io soffro a sentire una frase del genere, però mi devo rendere anche conto che può essere che lui sa il momento della squadra, forse quei 3 giorni di riposo che molti stanno dicendo anche quelli hanno distrutto tutto, forse perché Conte si è reso conto che la squadra sta al limite e che si guarda e i ricambi non sono all'altezza e quindi ha abbassato completamente quelle che devono essere le nostre aspettative, il che fa male
non si sopporta. Stai là, noi non è che teniamo 40 scudetti, noi 3 ne teniamo. Avere la possibilità di vincere il quarto ci entusiasma, e invece sentirci dire no, la Conference League va bene alla società, ci rimaniamo male, però sappiamo che a Conte non sta bene semplicemente la Conference League, e che è una frase per alleggerire la tensione di questi ragazzi che possono andare fuori giri, e il problema del fuorigiri è che entra nel circuito mentale, anche alla stanchezza fisica ci aggiungi stanchezza mentale e va a finire che perdi terreno proprio, e invece no. Quindi vedete se siete d'accordo con me, do 6,5 a Meret. Ci sono state anche delle parate un po' più facili che per lui non escono negli screenshot, ma che lui fa. 6,5 a Di Lorenzo, che dovrebbe essere un 6, però mi è piaciuto che sia stato molto attento sul Lucca. Qualche duello l'ha perso, qualcuno l'ha vinto, alla fine Lucca furbo se ne esce dalla morsa Rachmani Juan Jesus e va sull'esterno, va a cercare di mettere in difficoltà Di Lorenzo. Di Lorenzo regge abbastanza bene, salgo a 6,5 perché quella cazziata ai compagni la vedo importante. 6 a Rachmani, anche poco impegnato onestamente, perché se Lucca va su Di Lorenzo, Rachmani non ha grandi impegni, e Juan Jesus e Mazzocchi io do, cerco di essere il più onesto possibile, 5,5 a Juan Jesus, che ritengo il primo responsabile del gol, però in altre occasioni ha messo delle pezze e mi è sembrato sul pezzo. Quindi molto lui primo responsabile sul gol, ma in altre cose la partita l'ha fatta ancora una volta. 5 Mazzocchi, perché non è il primo responsabile sul gol, ma durante la partita altre cose non ha fatto bene, come cross lanciati alla cieca, qualche controllo sbagliato che ha aperto a perdere il pallone, insomma la prestazione, capiamo. Ma non sono loro i peggiori, perché do 4,5 da Anghissà, perché io capisco i limiti che può avere un Mazzocchi, capisco i limiti di un Juan Jesus che ne ha fatte non so quante consecutive, tutte perfette. Anghissà non ce li ha questi limiti, allora io capisco semplicemente che debba rifiatare, quindi non è colpa sua che non può rifiatare, ma non è, la prestazione nello specifico non può essere accettabile, perché il Napoli viene meno se viene meno Anghissà così. Lobotka 6, rimaniamo su 6, ma che ripeto è della quarta partita. Lobotka in flessione, stiamo attenti, e 6,5 7 a McTominay, decide Peppe se 6,5 7 per differenziarlo da 6,5 di Lorenzo, però fa strano dare un 7 a una partita con l'Udinese dove hai pareggiato, però secondo me se lo merita, perché oltre al gol non esce mai dalla partita. Politano 6, che si porta a casa l'assist e non tanto altro. 5 Lukaku, ero indirizzato sul 5,5, ma rivedendola tutte quelle non marcature, insomma non benissimo. E un 6 meno a Neres, perché non voglio essere anche lì troppo tranciante con un'insufficienza. Uno spunto è riuscito a farlo ed era importante, però sta mancando un po' la continuità all'interno della partita, vive di folate Neres, e le folate vanno benissimo, però servono una continuità durante la partita, di essere una minaccia costante, che in questo momento Neres non è. Non mi sento di dare voti né a Ngong, né a Raspadori, né a Simeone, né a Kilburg, o Okafor, che non l'ho nemmeno ancora messo. Okafor, ci vediamo poi alla prossima. E tant'è. Il like se volete lasciarlo nel finalissimo, perché l'Inter si è fatta sotto, ma non che si è fatta sotto, che si è fatta sotto alla classifica, e noi siamo obbligatissimi a toglierci gli schiaffi da faccia con la Lazio, sia di Coppa Italia sia del campionato. Abbiamo questa occasione unica di rifarci, con il dubbio se abbiamo recuperato Buongiorno, se possiamo spostare Juan Jesus, se ha senso farlo, e quindi è qualcosa che tocca a Conte sbrogliare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, cerco di organizzarmi se qualche live, Sanremo, la Champions, qualche cosa. State tuned, perché io non mollo, non so voi ma io non mollo.